No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia, come forse già sai io nel camperino qui ho montato l'antifurto GPS, no? L'antifurto GPS per funzionare ha bisogno di una SIM, ovviamente, una SIM che abbia dati in 2G, 3G e una tariffa per quanto riguarda gli SMS, no? Allora io inizialmente avevo preso la SIM della Things Mobile in quanto mi era stata proposta da Amazon assieme a quell'antifurto, peccato che poi la SIM non era compatibile con l'antifurto, nessun problema, ho fatto il reso, mi sono stati restituiti tutti i cache e ho dovuto ripassare a Vodafone, però siccome conosco la bestiazza ho visto che nel contratto c'era l'opzione internet sicuro, che altro non sarebbe che una sorta di firewall che impedisce messaggi promozionali, ma più che no, che impedisce, diciamo, attivazioni a servizi che alla fine è la stessa Vodafone che ti fa, quindi insomma è una sorta di pizzo, ecco. Quindi noi adesso chiameremo la Vodafone per farci disattivare quel pizzo e siccome prevedo già complicazioni per il futuro ho detto ma iniziamo a fare il video anche di questa cosina qua. Brr, cane pericoloso, fa freddo? È arrivato l'inverno? Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Mm. Ti ricordiamo che la chiamata al numero 190 è gratuita solo se sei un cliente Vodafone. Altrimenti Ma noi non abbiamo verrà chiamato il tariffata secondo il 190. piano del tuo operatore. Non si Se sono non accorti. sei il nostro cliente e vuoi passare a Vodafone, digita 1. Se vuoi informazioni per la telefonia mobile, digita 2. Boh, due. Per la telefonia fissa, digita. Che dici GP? Non li ho Se vuoi ascoltati parlare tanto. con un consulente, ti informiamo che l'attesa potrebbe prolungarsi a causa delle numerose chiamate. Come se la tirano, hai sentito? Chiedi a Toby, sempre disponibile sull'app My Vodafone, o digitando Chiediamo a Toby. Chi è? Un altro Bau? Digita il no. numero Vodafone per il quale desideri assistenza. Cazzo, non me lo ricordo. Il numero inserito non è Vodafone. Non ho inserito niente. Ti chiama il 190 dalla tua SIM provvisoria. No, ti aspetti un Altrimenti, attimo. digita nuovamente il tuo numero di cellulare. Difatti, ti aspetti un attimo, poi te porti a pazienza. Il numero inserito non è Vodafone. Ma non ho inserito Se vuoi niente. passare a Vodafone con il tuo numero di Sembra cellulare, mia. digita 1. Eccolo qua, 349. Aggancia semplicemente. No, mi ha buttato giù. Maledetti. Allora, prendiamoci il post-it, segniamoci il numero. Ah, va, che sono terribili, cazzo. Cioè, hanno tutto memorizzato, per se gli dai nome e cognome, no. No, devi svangarti le palle a tirarti giù il numero. Perdonami le luci, ma è una giornata nuvolosa e non mi è ancora arrivato, diciamo, il faretto. Però se accendo la luce... Cambia un cazzo accendendo la luce. Va bene, dai, mi viene la fronte più luminosa, sembra che me la sono data col polish. Invece no, non mi sono dato il polish. Allora, CC Cocò, Cocò CC. Questo è il numero della SIM. Richiamiamo, hai capito CP? Mannaggia. È gratuita solo se sei un cliente Vodafone. Tu sei un cliente Altrimenti, Vodafone. verrà tariffato. Mettiamo due? Se vuoi No? parlare con un consulente, ti informiamo che l'attesa Vuoi parlare con un potrebbe consulente? prolungarsi a causa delle numerose chiamate. No? Approfittane. Chiedi a Gli dici, Toby, sempre Bau? disponibile sull'app My Vodafone, o digitando su Toby, Perché non ti digita mette mai il a numero fuoco Vodafone la per il quale fotocamera? desideri assistenza. Perché sei un cane con i colori un po' strani la fotocamera dice non riesco a mettere a fuoco questo cane pericoloso qua. È una roba incredibile. Ho alzato la luminosità dalla fotocamera. Vedi Se lo meglio desideri così. a Vedi inizio CP. chiamata, puoi chiedere il trasferimento ai nostri colleghi nell'Unione Europea. Sai che se dovremmo essere dei vlogger seri io e te CP, almeno io Il tempo faccio un po' la stimato di cagata. attesa è di 5 minuti. 5 al massimo. minuti! Per essere ricontattato dal team Sì, dedicato entro 30 noi in 5 minuti sul minuti numero facciamo le pappe, la pipì, la caca e puntiamo già 3-4 gatti. 2, digitare 5. Per rimanere in attesa, com'è? digitare 9. Com'è? Che attende l'operatore Vodafone, guardala. Ti attendo che Non vieni è stata effettuata alcuna scelta. Cos'è Per che voglio? essere Aspetta che ricontattato li dal team caghiamo. dedicato, Cos'è che 2, voglio? digitare 5. Per rimanere in attesa, digitare 9. 9. Ci teniamo ad offrire un servizio eccellente. Si sente basso. Abbiamo un controllo qualità delle chiamate.
Anche la vostra potrebbe essere registrata. Dimmi. www.vodafone.it. Servizio privacy www, mi piaci tu? Cos'è sta roba CP? Preghiamo di attendere. Ci pregano, Amy. Siamo già stati eletti a divinità, Amy. Facciamo progressi. Mette inquietudine sta canzone. Mi fa paura? È il CP vero, non è una coppia imbalsamata, è lei proprio che... Amore, percepisci le vibrazioni della Preghiamo di Vodafone? attendere. Guarda. Ma non fanno niente. Sì. Lo so, non ti piace questa canzone, lo so. Lo so. No, non vomitare, amico. Lo so che è brutta sta canzone, però... No, amore, dai. Contieniti, ce la puoi fare. Andate in cantina. Ti ricordi quando eravamo giovani che avevamo chiamato la Vodafone? E ci hanno detto resti in attesa. Quando tu non avevi i pelliti bianchi e io avevo più capelli. Erano bei tempi. La preghiamo di attendere. Tu come stai prendi il giro di stroppo? Uno sorride di com'è, perché piace cosa? La preghiamo di attendere. Tu come stai prendi il giro di stroppo? Cosa? Com'è, perché piace cosa? Buonasera, sono Paolo, concentratore 1370, sono dell'Albania, come posso essere utile? Ciao Paolo, mi chiamo Yuri. Ascolta, io ho fatto un contratto Vodafone, non mi ricordo il nome, per una SIM che va su un antifurto GPS, no? Ho visto che nelle opzioni c'è il Vodafone Internet Sicura, io avrei bisogno di disattivarlo. Su quale numero, scusami? Quello che ho digitato prima, adesso ti dico. 349... 705, ce l'ho davanti, fa nulla. 705 finale, giusto? Perfetto! No, quindi che mi occupo io. Falù. E voleva disattivare la rete sicura, giusto? Esattamente, sì. Sto un attimino. Ok, già fatto, non so se avrà bisogno di altre cose, informazioni, posso essere di aiuto. Già fatto, a posto, perfetto allora. Ok. Molto Ultima bene. cosa, prima di chiudere, ti mando il mio messaggio che sono Paolo, rispondi, chiama se avrà altre domande. E domani sulla mia valutazione che è importante prima il lavoro. Il voto massimo 9, spero di rispondermi. E non c'hai il 10? Saluto. No, il 10 no perché non vai buon fine e poi mi metto un bel 0. Ah. Il massimo è un 9. Forse perché non sapevano contare dopo il 9, può essere anche quello. Dipende. Può essere. Ciao, Va bene. signor Yuri, ti saluto. Ciao. Ciao. Rebecca. Ciao. Ciao, salve. Ciao. Mi è sembrato tutto troppo facile, cioè troppo veloce. Ci siamo dimenticati, Amy, di lamentarsi della canzone, quello ci siamo dimenticati, colpa nostra. Però insomma è che siamo rimasti anche un po' sbalorditi, cioè del sì va bene te lo togliamo, dopo magari non è stato tolto, adesso vedremo nel futuro, no? Quando mi arriverà magari nelle prossime bollettine, diciamo, che poi no, perché è anche ricaricabile quella SIM? Boh, non lo so come funzionerà, adesso vediamo. Intanto mettiamo l'appunto a quello che è successo oggi, dopo nel futuro magari sarà utile per ricollegarsi e fare... vedere la nuova truffa Vodafone 2019, no? Adesso vediamo, magari non succede niente, quindi cade tutto qua, insomma, hai capito?
Sì, era più divertente se succedeva qualcosa, perché dopo sai che a me piace fare queste robe. Sì, ecco, io non ti ho neanche detto, adesso non sono più che lavoro in zona Jesolo, mi sono spostato in un'altra zona e tra l'altro questa zona è ancora più vicina alla vecchia casa, quindi a dove c'era CP, peccato che adesso col freddo CP sta sempre con me, e quindi più distantino dalla Alessia, questo è un po' più scomodo, però insomma, per quello che consuma il mio camper, come vado in giro io, insomma, chi se ne frega, voglio dire, non ho altre spese, non ho altre cose, si fa. Che te devo dire? Prossimo giro, in teoria, con l'Alessia, salvo imprevisti, torniamo nelle quelle famose grotte, patrimonio UNESCO, che scusa se te vado sempre a strozzo, è che qua il monitorino, no? Qua. E qua ho l'obiettivo, quindi non devo ancora riuscire a capirmi. Quindi, comunque, torniamo in quelle bellissime grotte di cui avevo perso i video, no? Con la GoPro e i filmati ovviamente verranno fatti comunque con la GoPro proprio per un discorso che c'è un divieto assoluto di far foto e video, quindi con la GoPro io ho la mia mimetizzazione tutto quanto, in più è piccolissima, ti sta proprio nel palmo della mano, cioè la tieni come fosse un accendino tra virgolette, cioè capiamoci, no? E quindi certo che metto il monitorino, dopo metà io il mento, Yuri, sta tranquillo, anzi forse è meglio che guardo il monitorino, ma è che dopo guardo il monitorino, mi vedo faccia da culo e là mi perdo tutta la concentrazione, capisci? Se invece guardo l'obiettivo diciamo non è nulla, è un po' come parlare con me stesso o con un'altra persona al telefono per capirci, no? Quindi mi viene molto più spontaneo, molto più naturale parlare, infatti senti che la parlata è sempre più liscia, no? Mentre se guardo effettivamente il display probabilmente deduco che il mio cervello dà molta più attenzione al fatto di mantenere all'interno della quadratura sto gran testone di Casso e poi anche che tutto sia messo a fuoco, le luci che siano giuste, tutto quanto, quindi il cervello io direi che è un 70% occupato proprio a gestire sto lavoro qua e quindi quel rimanente 30% non è sufficiente per dire quello che vorrei dire, no? Comunque, vabbè, niente, punto della situazione è che appunto la prossima settimana andiamo con la Lessi in queste bellissime grotte, mimetizziamo la GoPro e vediamo stavolta di non perdere i video e di fare una bella cosa, perché io mi ricordo che in teoria erano venuti molto molto bene. Adesso mi ricorderò di mettere la GoPro, questo è un consiglio per chi usa le GoPro, di metterle quando devi fare dei video all'interno di luoghi chiusi o soprattutto comunque grotte, no? Di metterla a 25 fotogrammi al secondo, perché tanto non ti serve fare i slow motion all'interno di cose chiuse, no? Quindi 25 fotogrammi al secondo e significa che l'obiettivo ha più tempo per l'apertura, quindi gli entra più luce, e poi di aumentare l'esposizione a più 2 direttamente. E anche lì se hai le GoPro, almeno io ho la 4 Black, puoi agire anche sugli ISO, puoi alzare gli ISO manualmente e lasciarlo in manuale ovviamente. Questo abilitando il ProTune, trovi nelle impostazioni della GoPro ProTune, quindi ti imposti l'ISO alto, metti un'esposizione a più 2, dopo stai attento che non sia anche troppo luminoso, che rovini il tutto. L'ideale sarebbe provare queste impostazioni ISO ed esposizione, sarebbe il più 0 EV, più 1 EV, hai presente, no? All'interno magari di una stanza semiscura, no? Cioè fai tu le prove a casa, è una stanza quasi chiusa e sai che bene o male sono le grotte, perché le grotte sono scure, però c'è qualche luce giustamente per illuminare i sentieri e le pareti delle rocce, no? Le stalattiti, e tutte quelle cose lì. E quindi ecco, della serie facciamo come il buon Seneca, predichiamo bene, razzoliamo male e cerchiamo di ricordarci, no, di questo discorso qua, no? Di fare questi esperimenti in una stanza scura, no? CP, ti sei già addormentato? Cioè, prima con la Vodafone era tutta sull'attenti, adesso gli spiego l'ISO e l'esposizione e a te cane non interessa l'ISO e l'esposizione? No, ha detto così ha fatto proprio. Beh, adesso comunque col discorso che ho anche una macchinetta seria per fare i video, o soprattutto per fare i dietro alle quinte, che sarebbe il vlog, no? Di quando io parlo, dei cacchi miei, delle cose che succedono dentro il camper, sarebbe cosa buona imparare a darsi un po' di disciplina a curare un po' le luci, perché
è molto molto importante. Io adesso, il video tipo che sto registrando adesso è un video fatto relativamente alla cacchio, cioè ho appoggiato la macchinetta in un posto che ritenevo ideale per la luce e l'inquadratura e ho iniziato a riprendere. Certo, non è il massimo, non è la soluzione ideale, però hai capito, fino a prima neanche questo veniva fatto, quindi io vedevo tanti miei vecchi video, anche interessanti, ma anche sotto un punto di vista affettivo, no? Perché sai, la prima notte in camper oppure l'arrivo del camper, cioè proprio i video più importanti, no? Diciamo. Mi mette veramente tristezza vederli proprio scurissimi all'interno del camper, che non vedevi quasi niente, quando alla fine a volte vedi bastava poco, no? A volte mettevo una lampada, una lampada incandescenza, vabbè, niente di particolare, però già vedevi che solo con quella lampada cambiava tutto, no? E quindi, cioè, il video è vero, si dice importante i contenuti, è importante quello che succede, le avventure, eccetera, ma in realtà non è proprio così, è molto importante anche la qualità video. E così, dai, vediamo dai prossimi ho preso un faretto, dovrebbe arrivarmi domani o dopodomani, con luce calda e fredda, regolabile, si pagava una stronzata, però ho letto le recensioni, ne parlavano molto bene, quindi l'unico difetto è che era tipo molto fragile come materiali, come costruzione, ma tanto io devo tenerlo in camper. Ha il classico attacco a vite come quello delle macchine fotografiche digitali o delle reflex, il che significa che io ho gli adattatori da attacco fotocamera, attacco reflex a attacco GoPro, quindi tutti i PC della GoPro che ho attaccato in giro per il camper mi tornano buoni, no? Per attaccare il faretto. Cioè, visto che la GoPro non la uso più per il vlog, la uso per quello. Certo, ho visto, bellissima sta macchinetta, compattissima, tutto quello che vuoi, però ho visto che la GoPro la userò ancora molto, soprattutto alla guida o quando devi fare delle riprese veramente veloci, tipo i video precedenti che siamo andati al lago di Barzis. Io ho usato tantissimo la GoPro perché ero in compagnia di questi simpatici ragazzi, faccio un esempio, ci trovavamo nel ponte che attraversava il lago, eravamo in bicicletta, cioè non è che gli dico ragazzi fermatevi, tira giù lo zaino, apri lo zaino, tira fuori la fotocamera, accendi la fotocamera, fai le inquadrature, cioè capisci, ci sono situazioni in cui è comodissimo avere la GoPro in tasca, cioè la tiri fuori e clic, cioè nient'altro, e ti sta in una manina. Stando in una manina significa che tu puoi permetterti di correre in bici, ma correre anche in fuoristrada, cioè proprio far curvette e tutto quanto, e senza far cadere la GoPro, perché insomma è piccolissima, quindi l'impugnatura e la sicurezza è chiaro che a livelli molto alti, no? Non so se questo andrà a influire, tecnicamente parlando, nella qualità finale dei video nei casi in cui farò misto GoPro e macchina fotografica, perché adesso ho capito un attimo come funziona il discorso settaggi di impostazioni dei programmi. Praticamente devi, oltre ai codec e a tutto quello che ci sta dietro che già avevo visto, devi mantenere il bitrate in esportazione uguale a quello del video sorgente della fotocamera. Io ancora non lo so, devo vedere adesso quando li scaricherò qual è il bitrate della mia fotocamera e metterlo uguale anche in esportazione. Ovviamente poi YouTube comprimerà, però anche per me, egoisticamente parlando, cioè i miei ricordi, i posti visitati e tutto, li vedrò con la qualità originale della fotocamera, perché è inutile avere una fotocamera del genere e dopo ritrovarsela i video col 40% della qualità reale, capisci? Quindi gli originali li trovo in qualità eccellente, e poi ovviamente insomma sai che più alto carichi su YouTube, per quanto comprime, ma comunque si porta dietro qualche dettaglietto, no? Quindi è sempre buona cosa. Spero di non averti annoiato con questi dettagli tecnici, ma magari torneranno utili a qualcun altro, no? Perché insomma, voglio dire, anche se uno non ha un vlog o un canale YouTube, o che ne so io, ma comunque io credo che sia una cosa molto bella, utile e pratica, e avere una GoPro o comunque fare i filmati delle vacanze o delle prime esperienze, eccetera, perché insomma è un po' come fare le fotografie, no? Voglio dire, dopo che uno non li monti ma li tenga originali o faccia dei piccoli montaggi, almeno così passo per passo, puntata dopo puntata, insomma si spiegherà qualche trucchetto, no? Che uso io, che ho imparato, che sto imparando, e man mano che giro i video, no? Ah, sovezzo! Ah!
Beh, stavolta sono pettinato, non si può dire niente, guarda che pettinatura, cos'è che mi ha detto il dentista da giapponese, perché ho il piccio piccio dietro. Beh, un po' di soddisfazione inizia già a esserci, nel senso che ho già iniziato a montare i primi video della nuova RX100, no? Sì, nuova per me, in realtà è la M4, fuori c'è già la M5, forse anche la M6, però io più che mi accontento di questa. E il primo ovviamente era quello che era, perché come sai le impostazioni non le sapevo, quindi erano quelle di default, poi ho iniziato a regolare la fotocamera e adesso man mano inizio a capirla un po'. Cioè a capire anche la velocità con cui posso fare i movimenti, le luci, le impostazioni, anche molto importante anche le impostazioni, i filtri luce, ho visto tante cosette che praticamente quasi mai uso, però almeno insomma dai, l'importante è saperle, che così quando un giorno ho la voglia e il tempo di correggere queste impostazioni, almeno so e lo posso fare insomma. Mi dispiace solo che faccia una fatica boia a mettere a fuoco il CP, vero CP? Perché no, vabbè, adesso anche ti ha messo a fuoco, però di solito ci mette sempre un po'. Adesso però abbiamo anche l'esposizione a +2, aspetta che possiamo anche cambiarla in corsa, cioè, no, +1.3. Questo è il bello di questa macchinetta, mettiamola a 0.3, ecco qua, già adesso i colori sono un po' più scuretti. Cioè puoi cambiare le impostazioni in corsa mentre sta registrando, è una cosa veramente eccezionale, veramente. Sì, che poi i CP digli non la usiamo neanche più in manuale, adesso bisogna imparare a usarla un po' in manuale, soprattutto vedi adesso siamo in modalità diaframma, no? Però visto che quando c'è poca luce, tieni conto io non sono assolutamente un esperto di fotografia, assolutamente un esperto di video, sono solo uno che sta imparando un po' da autodidatta, quindi da autodidatta diciamo che quando aumenti il diaframma, ossia la messa a fuoco, il tipo di messa a fuoco degli oggetti nello sfondo, vedi qua siamo a 11, diventa tutto molto scuro. Se invece abbassiamo con la nostra bellissima ghiera a 1.8, così è molto chiaro, si vede molto bene. Vero CP?